Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di approfondimento, un contenitore nel quale possiamo andare alla ricerca dei temi più importanti per questo momento storico, e sono davvero tanti. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, abbiamo qui con noi Alessandro Molinari, amministratore delegato di ITAS, che ringraziamo per essere qui e al quale chiediamo prima di tutto di presentarsi e di presentarci ITAS. Grazie a voi, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Io rappresento appunto ITAS Mutua, la compagnia più antica d'Italia con oltre 200 anni di storia. Una compagnia fondata in particolare per la prevenzione dei rischi legati all'incendio. Evidentemente 200 anni fa avevamo in particolare questi rischi qui. Un gruppo assicurativo che oggi è diventato tra i più importanti d'Italia, con una capacità di copertura a 360 gradi su tutti i rischi che ci coinvolgono purtroppo durante la nostra vita quotidiana, sia familiare, sia imprenditoriale, sia professionale. Abbiamo un radicamento su tutto il territorio nazionale e siamo rappresentati in ogni territorio con nostri agenti professionistici che appunto presidiano con le loro reti quello che è l'ambito territoriale. Lei ha parlato di rischi e i rischi cambiano a seconda del momento storico. Avete detto che avete iniziato con un settore particolare, quello degli incendi, ma adesso il mondo è cambiato, stiamo parlando sempre più spesso di cambiamenti climatici che influiscono sulla vita quotidiana dei cittadini, ma anche delle imprese che si trovano a dover gestire una situazione completamente nuova come quella delle clausole catastrofali. Di che cosa si tratta? Ma sì, l'evoluzione dei rischi purtroppo in questi ultimi anni, in quest'ultimo decennio, non è stata positiva dal punto di vista climatico. Osserviamo purtroppo spesso fenomeni di alluvioni, di tempeste, di trombe d'aria che vanno a danneggiare i nostri beni, che sono in particolare per gli italiani la casa. Gli italiani, ricordo, sono a livello internazionale tra i principali possessori della propria casa di abitazione, quindi bene per noi primario. Poi c'è il parco veicoli, anche in questo caso la proprietà dell'auto è importante, un bene ancora centrale per l'asse patrimoniale familiare. Allora, si diceva, l'evoluzione del cambiamento climatico è un momento avverso. Abbiamo predisposto nel tempo, in particolare in questi ultimi anni, una gamma di coperture che va appunto a garantire il nostro patrimonio immobiliare da eventi quali appunto le alluvioni, le grandinate, fenomeni purtroppo estremi che quando capitano, ripeto, lo vediamo purtroppo sempre più spesso in questi ultimi anni, causano dei danni che sono poi gravi. Molto spesso succede che al primo temporale che passa o alla prima avvisaglia di maltempo anche i nostri telespettatori, i cittadini in generale, non sanno più a che santo votarsi. Che cosa si può fare in casi come questi? Ma allora io raccomando di consultarsi con il proprio agente assicurativo e verificare le coperture che oggi ci sono attualmente in corso. Sono coperture che, se non sono state adeguate nel corso degli ultimi anni, contemplano sicuramente l'incendio, sicuramente la responsabilità civile, ma probabilmente sono carenti di quelle garanzie che vanno appunto a coprire gli eventi derivanti da fenomeni naturali avversi. Quindi un aggiornamento del proprio contratto che, insomma, con pochi, non voglio dire spiccioli, però magari con 50 o 100 euro a livello familiare si riesce ad avere un panel di coperture assolutamente più adeguato ai tempi attuali. Insomma, i risultati li abbiamo visti molto spesso anche durante gli ultimi anni, con ondate di maltempo che hanno lasciato una scia di distruzione sulle case. Ci sono zone del Veneto dove a 2 anni dai danni ci sono ancora i teli sui tetti, ma
questo poi è ancora più grave, se ci si permette questo esempio, per quanto riguarda le attività imprenditoriali, perché avere la casa con un telo, magari qualcuno dice sì, mi posso arrabattare, avere un capannone, una fabbrica fermo perché c'è stato un danno di questo genere diventa un danno economico anche per l'indotto. Sì, purtroppo noi abbiamo avuto nel 2023, e ce lo ricorderemo tutti, un fenomeno naturale molto importante che ha coinvolto il Triveneto. Noi siamo stati tra i primi attori nel comparto assicurativo, avendo qui una presenza di contratti e polizze assicurative molto importanti. Siamo stati quindi incisi in maniera significativa dai sinistri, ma ovviamente è il nostro lavoro. Abbiamo come dire, periziato i danni in modo tempestivo e in modo altrettanto tempestivo abbiamo risarcito i danni, ovviamente per chi era assicurato. Adesso abbiamo un nuovo obbligo assicurativo all'orizzonte, la timeline è il 31/12/2025 e attraverso l'iter parlamentare è stato approvato un disegno di legge predisposto dal governo che obbliga tutti gli imprenditori, quindi tutte le partite IVA, ad esclusione degli agricoltori, ad acquistare una copertura contro il rischio da calamità naturali. Ecco, su questo aspetto abbiamo predisposto una polizza ad hoc che dà garanzie ampie sulla base di quello prescritto dalla normativa, quindi garanzia contro il terremoto, le alluvioni e le frane, e la nostra polizza si chiama Impresa e Difesa e è disponibile ovviamente presso tutte le nostre agenzie alle migliori condizioni che possiamo fare. Anche perché dopo il danno, dopo la sistemazione bisogna ripartire, quindi anche un imprenditore che si trova con una situazione molto complicata tramite sistemi come questi può già programmare una ripartenza immediata, possiamo dire, se non immediata, quasi. Sì, questo è fondamentale perché bisogna prevedere anche ovviamente il rimborso dei danni diretti, quindi causati appunto agli enti assicurati, ma bisogna prevedere anche un avvio rapido dell'attività imprenditoriale per non andare poi a moltiplicare i danni, quindi avere poi i cosiddetti anche danni indiretti, no? Questo ci porta a un'altra situazione che possiamo definire quasi parallela rispetto a quella che abbiamo visto, ovvero se da una parte il sapersi premunire contro un danno che può arrivare può essere determinante per il futuro di un'azienda e conosciamo il tessuto imprenditoriale veneto quanto ha bisogno di queste certezze, dall'altra un comune cittadino si trova a dover gestire una situazione molto simile con la propria pensione, ovvero una popolazione sempre più anziana, un mondo che sta cambiando, pensioni che a volte non permettono alla gente di mettere assieme il pranzo con la cena e quindi c'è bisogno di uno sguardo laterale anche su questo. Sì, direi che questa è l'altra sfida del settore assicurativo e della messa a disposizione appunto di strumenti previdenziali che vadano a complementare la pensione pubblica. Ormai i nostri giovani avranno un tasso di sostituzione che significa appunto la percentuale rispetto all'ultimo stipendio e con il raggiungimento della pensione che sarà intorno al 50, forse al 60%, quindi è chiaro che va introdotto un meccanismo di integrazione. Già la legge istitutiva del 1994 aveva introdotto delle agevolazioni anche tributarie nella sottoscrizione di garanzie integrative private, sono state rafforzate nel corso degli anni. A mio avviso è fondamentale oggi per un giovane accantonare un risparmio previdenziale e questo deve essere fatto sempre a mio avviso piuttosto prima che dopo, nel senso che se ci si prende per tempo come in tutte le cose si può accantonare un risparmio che è gestibile nel corso degli anni e quindi arrivare poi ai 65-67 anni la soglia di accesso alla pensione con un secondo pilastro abbastanza importante che dia insomma dignità poi di vita. Però
può capitare di trovarsi di fronte a quello che può essere un ostacolo psicologico, ovvero un giovane che magari ha già delle spese, ha già un mutuo, ha già delle scelte di vita, potrebbe essere un po' spaventato dal dire accantono qualcosa di quello che cerco di mettere via ogni mese. Immaginiamo che invece la situazione sia molto diversa da così. Sì, assolutamente, ripeto, se si parte appena si inizia a lavorare con un accantonamento anche di 50 euro al mese, 100 euro al mese, poi ovviamente in base alle proprie capacità economiche si rafforza nel corso del tempo, si riesce ad ottenere un montante cumulato alla fine che insomma è assolutamente importante. Ripeto, l'importante, scusate la ripetizione, è partire per tempo. Nel settore assicurativo non ci si può improvvisare, bisogna creare le basi anno dopo anno su questi temi molto importanti. Che mondo si stanno trovando davanti i vostri agenti che vanno a parlare con i giovani per proporre una situazione di questo genere? Ma allora la sensibilità dobbiamo rilevare che sta aumentando da parte dei giovani, anche perché abbiamo insomma delle nuove generazioni che sono preparate, hanno un livello culturale anche importante, la sensibilità va fatta quotidianamente, insomma i nostri collaboratori, i nostri intermediari hanno, devo dire, grande pazienza su questi temi al loro lavoro, quindi sanno che le cose vanno spiegate insomma un po' alla volta. L'importante è avere un partner consulenziale in materia assicurativa per tutte le famiglie, perché se, come abbiamo detto all'inizio, i rischi da gestire sono tanti, non possiamo coprirci su tutti i rischi, sarebbe una spesa eccessiva, e dobbiamo valutare con appunto delle persone che conoscono la prevenzione assicurativa di quali rischi su quali rischi dobbiamo coprirci e affrontare così anche con razionalità quella che può essere una spesa assicurativa e quindi queste nuove frontiere di gestione del rischio. A questo punto diventa fondamentale per voi avere degli agenti preparati che possono capire esattamente quello di cui hanno bisogno le nuove famiglie, famiglie che, come è cambiato il rischio di cui parlavamo prima, come sono cambiate le esigenze di cui abbiamo parlato poco fa, sono completamente diverse. Già da 20-30 anni fa ci sono famiglie completamente nuove. Che mondo si trovano di fronte? Ma allora noi abbiamo una compagnia assicurativa e una rete di intermediazione che è tailor-made per famiglie e specializzata anche nella consulenza imprenditoriale delle piccole e medie imprese, così come il nostro tessuto imprenditoriale del Veneto, del Triveneto, ma insomma vorrei dire anche di tutta l'Italia. Siamo in grado di dare delle risposte importanti e precise perché abbiamo anche attivato degli specifici corsi di formazione per i nostri intermediari. Abbiamo una rete che si sta anche rinnovando dal punto di vista generazionale, quindi siamo in grado di approcciare i diversi bisogni con cautela ma con professionalità e con le giuste, ritengo, risposte. Questo per quanto riguarda un'attualità in continua evoluzione, ma naturalmente una compagnia come la vostra guarda sempre al futuro. Che cosa vedete nel futuro immediato e prossimo del Veneto, dell'Italia? Ma allora noi dal nostro ufficio studi vediamo un tessuto economico molto frizzante, molto effervescente. Abbiamo un turismo a livello Italia che sta registrando anno dopo anno degli incrementi significativi in termini di presenza, in termini di potenzialità di spesa. Questo è un volano molto importante per la nostra economia, per il tessuto imprenditoriale. Notiamo anche un dinamismo molto importante sull'evoluzione tecnologica delle nostre imprese con produzione di beni e servizi veramente all'avanguardia a livello internazionale. Credo che l'Italia abbia tutte le carte in regola per migliorarsi, stiamo registrando anche delle stabilità importanti a livello politico, queste danno confidenza poi anche a tutto il settore finanziario per rafforzarsi,
per essere sempre più, come dire, con le spalle sempre più larghe, per riuscire a dare risposte importanti al tessuto imprenditoriale. Non ci sono solo le assicurazioni, ovviamente ci sono anche le banche, e un settore finanziario forte è la risposta migliore al rafforzamento del sistema imprenditoriale. Lei ha parlato di risposte e quindi siamo quasi in chiusura. Come fanno i nostri telespettatori, i cittadini, gli imprenditori a porre le domande giuste nei vostri confronti? Ma come dicevo all'inizio, noi siamo radicati sul territorio, sul nostro sito internet ci sono tutte le nostre agenzie, è sufficiente chiamare loro oppure inviare anche delle domande tramite i nostri indirizzi email, noi siamo a disposizione, così come insomma tutte le compagnie assicurative al giorno d'oggi hanno degli strumenti moderni ed importanti, ma devo dire che noi cerchiamo di distinguerci per la presenza territoriale e capillare sul territorio. Insomma, un alleato importante per il Veneto di oggi e di domani? Assolutamente sì, noi al Veneto ci teniamo in modo particolare, abbiamo una presenza importante anche in termini di portafoglio, siamo qui, vorrei dire, da sempre, e quindi siamo a disposizione del Veneto, dei cittadini del Veneto e degli imprenditori del Veneto. Siamo in chiusura, noi ringraziamo Alessandro Molinari, amministratore delegato di ITAS, per questa, possiamo chiamarla infarinatura su dei temi talmente complessi, talmente grandi, che però riguardano la quotidianità dei cittadini, dei nostri telespettatori. Grazie. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Noi naturalmente torneremo ad approfondire anche questi temi, torneremo con l'approfondimento, ma per ora vi auguriamo una buona giornata.